zucchero nero. Bravo. Ragazzi, viaggiare è bello, guardate qua, guardate il Russia, non è come da noi, qua la gente si muove liberamente, guardate, cammina come... Che guarda, ognuno si fa i fatti propri. Bravo, guarda chi tu una panchina col fiaschetto e il panino, chissà chi si sta mangiando. Minchia fame. No, invece guarda quello là con la bottiglia in mano vicino al fiume, ora gli faccio una foto, kiss su like. Chi sta fame? Oh, pure io vedo tutta la bottiglia, chi sono tutte le mie, chi è vodka? Ma che stai dicendo? Non parlare così che loro sono suscettibili. Sorry, we are tourists. Turisti che hanno mai stare a casa. Ragazzi, quest'aria fresca, così proprio frizzantina, mi ha messo una fame. Bravo, quando vado a mangiare mica tu sceppacci sto Ma che sta facendo? Ma lascia missare, ma che stai dicendo? Mi tocca. Allora, ti faccio mangiare una cosa tipica proprio di qua. Sono delle. Vabbè, che ti spiega a fare? Si chiamano cotletti. Belli, cotolette in mezzo al pane. Io me li portavo sempre all'asilo. Cioè, tu ti portavi cotolette all'asilo. Sì, e pure mezza birra, se no tu papa. Oh, un pollo un chioma, pollo. Vabbè, ho capito. Ti faccio assaggiare qualche altra cosa. Una specie di pancake, si chiamano i sirnichi. No, quelli no, poi non gli posso fare la fotografia, non si vedono, si snichi, come li prendo like? Oh, Dani, ma caccia un fit di muore, non c'è una cosa che vorrei mangiare. Certo che c'è una cosa calda. Ti faccio assaggiare uno spezzatino di carne fumante, il goulash. Ah, che sogno catino pure io! Il goulash lo fanno in Ungheria! Vabbè, Ungheria, Romania, fa pure mezzi a bagheria. Turisti che andavamo mai stare a casa. Vabbè, l'ignoranza con voi si taglia a felluccio, Io veramente! Ora, sai che faccio? Me ne vado io! Siamo in una città bellissima, piena di monumenti, io me ne vado al Cremlino! Bravo, io vengo con te perché il cremino è troppo pollo ci sta troppo bello. E uno non digerisce. Vabbè. Cultura, e quando si parla di cultura qua non possiamo non andare a vedere sicuramente il teatro Bolshoi con il famoso balletto russo. Bello il balletto russo, dai andiamoci così posso fare un bel TikToski e con la canzone Cankalin, 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 Cankalin. Ragazzi, io vi posso concedere tutto, ma con non so che è, però essendo qua in Russia non potete non farmi vedere il lago più profondo del mondo. È profondissimo, è uno delle 7 meraviglie della Russia. Si chiama il lago Baikal. Guarda, non vedo l'ora di andarlo a vedere. Ho i brividi al solo pensiero. Pure io c'ho i brividi, ma perché stiamo nel un figlio che ci sono meno menticate, ma non ne puoi dare. Turisti che andavamo mai stare a casa. Vabbè, ho capito, ora ce ne andiamo, tra poco ce ne andiamo. Però me lo fai prendere un souvenir. Un souvenir me lo fai prendere. Allora, sicuramente mi devo portare una bella matioska. No, quella no è antipatica, tra l'altro manco fa tendenza. Ma chi? La Magi Oscar. Bravo. Che c'entra? Bravo, non si può tagliare, lo faccio. A canuccio. No, io mi piglio una bella bottiglia di vodka. Finalmente, una cosa non da mangiare ma da bere, come mai? Perché ancora avevo pollo un chioma a toccare, vaccine, minchia siete. Sei veramente assurdo. Oh, raga, io che siamo chiamati una farmacia e mi ha chiesto una bella pomata. Cioè, tu t'accatta la pomata come souvenir a Mosca. Sì, siamo a Mosca, ma che i zanzare mi stanno mangiando vivo. Turisti che andavano mai stare a casa. Anzi, sai che ti dico, io me ne vai. Ma come te ne vai? Oh, mi lasciate Io qua. faccio il TikToski. Cankalin, Cankalin. E non mangio pollo, Ragazzi, a Piazza Rossa!